21:45. Aspettare non si poteva più. Alle ore 22 del 25 novembre 1856 gli animi di Cefalù si accendono alla rivoluzione. Caccialo, un burboni, caselliva. Caccialo, un burboni, ancora qua. Caccialo, un burboni, caselliva. Caccialo, un burboni, ancora qua. Scendi un camino, quindi la fughi, la mazzero, un minutello, attacchino, sento, ma raccomando. Zitto, piano, non parlare, non ciatare, non pensare, modo, te stai obbedendo. Avantarrera, quattro veri, uffici vari e stigio, non sapissime mucchieri. Mi cerca, mi trova, mi piglia, ma fuga, ma ammazza, mi rompe, mi tieni, matta che mi spingi, tu scusa, mi spingi, staccata una lancia, ma non se la mangia, che approduce, mutila una faccia, e poi senza fare mi tanti capricci, staccata una bella bottigliera unita, perché mi volesse tirare una pera. Ma io non ci voglio pensare, non mi posso tirare in arrere, ancora a cominciare potesse pure finire male, nel senso che bene la malavittura mi è tenuta una vita galera, e poi se potessero pure un cantare e se possono sparare. Ma come lo fece fare? Io ero tranquillo in mezzo a una chiassa, vennero un botta quando era Spinoza, dissero tutti devi arruolare, ci dissi mai egregi signori, io non è che so parlare, ma quale parlare, qua serve qualcuno che sa sparare, tu sai sparare, io so sparare, se sai sparare non puoi sperare di sparire, casomai sperare di sparare. Come? Prego! Dico che chi sa sparare e pensa a sparire dovrebbe sperare che non ci sia mai un altro che sappia sparare e che speri di fare sparire quello che invece di sperare ha sperato di sparire. Io quello che avevano detto non è che l'avevo capito, però per non passare per cretino ci ho detto sì, d'altronde anche se loro non si sanno spiegare, non è che per sparare bisogna capire, sarebbe meglio sperare di non sparare, ma se poi devo sparare se non voglio sparire preferisco sparare. Parlo ma quelli giuriti. Io l'ho sempre detto, ho la predisposizione. Se mia madre mi fosse mandato a scuola, a quest'ora avessi diventato professore. Ammazza questo deserto, ammazzalo presto prima che ti sente. Se vuoi ti do una mano e ammazziamo il capitano, oppure meglio di niente ce la prendiamo con il sergente, prima che finisce male perlomeno il caporale, e tanto poco a poco tutto quanto è ferro e fuoco. Madonna Immacolata, falla passare questa notata, mia madre non sa niente, se muoio chi la sente, svegliati popolazione, e questa è la rivoluzione. Picciotti, per favore, vi prego, non fate errori. Turismo, molte persone, salite su quel balcone e appena vedete arrivare l'ombra di un borbone fateci qualche segnalazione, perché stasera ho la sensazione che se non mi date la soddisfazione di un attimo d'attenzione questa rivoluzione ci porta tutti in prigione. Maggio con i tuoi, fate un giro delle chiese, vedete se tutti sono nelle proprie case, poi andate dai borboni, ridete, scherzate, ditegli tante belle cose, poi ammazzateli e bloccate le porte del paese. Guarnera con qualche altro folle, occhi aperti e copriteci le spalle, che se qualcosa va storto, bene che vada, ci scappa il morto. E siccome la rivolta è cominciata stasera, non vorrei morire nel giro di mezz'ora. Noi ce ne andiamo per qualche piuzza fino ad arrivare alla prigione. Una volta liberato Spinuzza, con molta circospezione, raduniamo tutti quanti. Ci vediamo fra 2 ore. Ci vediamo fra 2 ore e con un poco di fortuna e un poco di pazienza diamo l'assalto alla sottointendenza. E tanto poco a poco tutto quanto è ferro e fuoco. Madonna Immacolata, falla passare questa notata, mia madre non sa niente, se muoio chi la sente, svegliati popolazione, e questa è la rivoluzione.